Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Con questo di oggi siamo all'8º appuntamento con i Digitalk, il ciclo di incontri che abbiamo voluto dedicare alle storie di digitalizzazione dei fari manifatturieri del Friuli Venezia Giulia. Credo ormai tutti sappiate che quando parliamo di fari manifatturieri ci riferiamo alle 11 aziende del territorio che sono state premiate dai P4FVG perché hanno sviluppato progetti esemplari di trasformazione digitale nei propri processi produttivi. Queste 11 aziende sono state selezionate a seguito di un percorso di assessment realizzato dagli esperti di P4FVG in quasi 90 aziende del territorio regionale. Vi ricordo che il P4FVG è il Digital Innovation Hub regionale, ovvero un partenariato composto da 26 soggetti pubblici e privati che hanno l'obiettivo comune di accompagnare le imprese del territorio nella trasformazione digitale. La storia che raccontiamo oggi è quella di Friuli Intagli, azienda che in 50 anni è passata da piccola azienda individuale a società per azioni con oltre 2000 dipendenti, divenendo oggi una realtà industriale e tecnologica di grande successo, nonché probabilmente il maggior produttore al mondo di mobili in kit. Ne parleremo insieme a Giorgio Bobbio, Operations Manager di Friuli Intagli. Buon pomeriggio Giorgio. Buon pomeriggio. E con Alessio Mazzocco invece, che è ingegnere industriale senior, nonché project leader del progetto che presentiamo oggi. Buon pomeriggio. Buongiorno. Alessio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono Valentina De Grazia di Area Science Park e insieme a me, da questa parte, a fare le domande c'è Franco Scolari, esperto di processi di innovazione di P4FVG, nonché direttore del Polo Tecnologico di Pordenone. Bentornato, Franco. Ciao a tutti quelli che ci guardano. Prima di iniziare, giusto due indicazioni. Durante l'incontro sapete che potrete postare tutte le vostre domande nella sezione Q&A della Question and Answer, alle quali daremo risposta verso la fine dell'incontro. Altra cosa, invece, se volete rivedere questo incontro come gli altri, li troverete tutti sul canale YouTube di P4FVG e nell'apposita pagina anche del sito web di P, dove aggiorniamo di volta in volta con i prossimi appuntamenti e con i video precedenti. Bene, allora io entrerei subito nel vivo di questa storia di Friuli Intagli, chiedendo a Giorgio Bobbio di darci una panoramica con qualche slide di questa azienda e subito dopo partirà un video di presentazione brevissimo. Va bene, allora cerco di condividere lo schermo in modo da proiettare un piccolo materiale di supporto. Lo vediamo. Ecco, così dovrebbe essere visibile a schermo intero. Sì, confermo. Allora, innanzitutto, come dicevi tu, la storia è una storia cinquantennale, 52 anni per la precisione. L'azienda comincia nel 1968 ad opera del signor McCann ed è un'azienda che produce profili intagliati. Diciamo che questo è un po' l'inizio aziendale, profili intagliati e poi profili di legno impiallacciato, ma negli anni 80 una prima svolta con la costruzione di pannelli rivestiti, che danno un po' l'avvio a quello che sarà poi negli anni successivi la crescita e il successo dell'azienda. Nello specifico, nel 1990 l'arrivo di Ikea, quindi l'arrivo dei grandi volumi, ai quali si accompagna ovviamente poi la crescita tecnologica, per cui negli anni 2000 l'automazione delle linee di produzione e l'innovazione tecnologica continua che ci accompagna tutt'oggi. Nel 2012 viene aperto il nostro centro distributivo perché, giusto per darvi un'idea dei nostri numeri, oggi noi occupiamo circa 400.000 metri quadrati che sono suddivisi su 2 aree geografiche
metà dove si trova diciamo, l'headquarter è a Villanova di Prata, quindi provincia di Pordenone, e metà in provincia di Treviso a Porto Buffolè. Le unità sono più di 6, noi qui di solito citiamo 6 che sono quelle interessate dal ciclo produttivo vero e proprio, poi ci sono delle unità che servono per il magazzino. Come diceva prima Valentina, noi oggi contiamo circa 2000 dipendenti, 2000 collaboratori, il nostro fatturato l'anno scorso è stato di 600 milioni di euro, la stragrande maggioranza di questo destinato all'export, direi il 95-96%. Giusto per darvi un'indicazione, questa è l'area di Pranta, quindi è l'area dove noi abbiamo l'headquarter che è localizzato in questa palazzina e dove è iniziata un po' l'attività dell'azienda, e poi abbiamo una grande area industriale a Porto Buffolè dove ci sono gli stabilimenti, dove c'è lo stabilimento più moderno che è questa unità 5 e quello più tecnologicamente avanzato insieme all'unità 12 che è un'unità che si occupa di imballo. Come vedete qui dal parcheggio, ed è per questo che prima citavo il nostro centro di distribuzione, noi abbiamo un volume di merce spedita e trasportata non trascurabile. Noi spediamo giornalmente 120-130 camion di merce finita e ovviamente siccome nulla si crea e nulla si distrugge, in analogia abbiamo i camion in ingresso di materia prima. Quindi una mole di lavoro impressionante. Dal punto di vista dei valori che guidano un po' la nostra azienda, mi piaceva questa slide perché riproduce un po' gli argomenti che normalmente noi tocchiamo e che sono anche un po' l'oggetto della discussione di oggi. Intanto, quello più sulla destra, il valore, il prodotto al miglior costo. Noi siamo un player globale e quindi è imperativo produrre al miglior costo possibile, altrimenti non saremo competitivi e saremmo già stati messi fuori mercato. Nel fare questo siamo un'azienda attenta alla sostenibilità, quindi attenta al tema della salute e dell'ambiente, attenta all'economia circolare e al clima e attenta all'impatto sociale. Ricordo che nel nostro campo sarebbe forse cosa abbastanza facile delocalizzare. Noi serviamo aziende con un prodotto non di alta gamma, faccio un nome su tutto, l'IKEA, quindi un prodotto molto competitivo, e quindi questo forse in molti casi porterebbe alla delocalizzazione. Noi, la scelta della famiglia McCann, che è quella che conduce l'azienda, perché la nostra è un'azienda familiare, è sempre stata quella di rimanere attaccata al territorio che ci ospita. Il terzo elemento sono le persone. Devo dire che chiunque entra in azienda di solito ci fa il commento sul livello di partecipazione che trova da parte di tutti i collaboratori. Questa è un'altra caratteristica voluta fortemente a tutti i livelli, cioè la contribuzione da parte di tutti alla continuità e al futuro dell'azienda, per cui non è raro incontrare, anzi direi che è molto frequente incontrare il nostro fondatore che si fa dare spunti dal personale di linea, e questo è un po' il driver in generale per la nostra evoluzione tecnologica. Quindi attenzione a quello che propone il mercato della tecnologia e attenzione a quelle che sono le idee che arrivano dai collaboratori. Infine, l'ultimo, che è in basso dal punto di vista fisico sulla slide, ma in realtà è il nostro driver principale, che è la tecnologia. Come dicevo prima, noi siamo in un settore estremamente combattuto, senza la tecnologia noi non saremmo competitivi. E quindi mi piace chiudere un po' questa prima
parte con questa fotografia che trovo abbastanza affascinante perché coniuga le persone con la tecnologia. Quindi questa è un'azienda che da anni investe in tecnologia. Noi oggi ci troviamo all'interno di unità 5 che è, come dicevo prima, una unità avanzata tecnologicamente con elevata automazione, e sulla tecnologia noi continuiamo a investire un po' in tutti i settori, sia dal punto di vista produttivo che qualitativo, logistico e così via. Quindi questi sono un po' i numeri della nostra azienda, un po' a volo d'uccello. Credo che a questo punto si possa magari vedere il filmato che citavi prima. Vediamo il video così vediamo un po' anche gli impianti all'interno, come sono fatti. Abbiamo visto l'unità 5 rappresentata che fa vedere un po' il nostro modo di operare. Noi forniamo milioni di particolari, di componenti e di mobili tutti gli anni, quindi ovviamente con la crescita progressiva che c'è stata negli anni abbiamo anche aumentato il livello di automazione che caratterizza le nostre fabbriche. Quindi avete visto brevemente alcuni esempi di automazione, anche per rendersi conto di quali sono le problematiche che poi abbiamo riscontrato anche nell'ambito del nostro progetto sulla qualità. Esatto, ma prima di entrare proprio nel merito del progetto, dicevamo prima che Friuli-Italia è stata una delle aziende appunto che è stata assestata dal progetto IP4FVG, e quindi volevo chiedere invece un occhio esterno, l'occhio esterno di Franco Scolari, se ci può raccontare da par suo, insomma, questa azienda, quando l'ha incontrata, che cosa l'ha colpito maggiormente e che opinione ha, visto che ne conosce tantissime altre. Ma chi sta a Pordenone, io ci sono tanti anni, conosce Friuli-Italia da tanti anni, quindi non sono un occhio esterno, sono un occhio interno. Ho seguito l'azienda, ma quello che ho voluto fare, e adesso mi sta riuscendo, è farla vedere anche ad altri, perché Friuli-Italia rappresenta un po' il modello industriale di un imprenditore contento dei suoi risultati, contento del territorio, ma che non si mette in mostra. Il signor Maccani, che io conosco, eccetera, eccetera, che se la prende con i miei baffi quando mi vede, perché ha l'autorevolezza di farlo, è un signore schivo dei suoi successi. E questa è una caratteristica territoriale. Ma che cos'è che mi interessava? Mi interessava poter proporre un'azienda, dopo che settimana scorsa siamo stati in Marsila a vedere prodotti low volume, high complexity, venire qui e vedere low complexity, perché un mobile smontato non è una navicella spaziale, ma ad altissimi volumi. E da questa coniugazione, ricordiamo che i fari devono avere delle caratteristiche diverse uno dall'altro, quindi indicare una volta un territorio, una volta un'altra direzione. Ecco, qui si fanno benissimo, ad altissima efficienza, cose semplici che non possono avere alcuno sgarro, nessuna difettosità, nessuna perdita di efficienza, tutto deve essere perfetto. E adesso chiederemo con quali tecnologie, ma prima di chiudere, che cos'è che voglio ricordare di questa realtà importantissima del territorio pordenonese, regionale e mondiale? Che l'automazione potenzia le performance dell'uomo e non toglie lavoro,
Tant'è vero che voi negli ultimi 10 anni siete cresciuti una volta di 100 persone, una volta di 200 persone e siete a 2000. Quindi l'automazione, come diceva quei 4 quadrati, si coniuga a supporto della sostenibilità industriale, e chi pensa di qualsiasi categoria che l'automazione, la robotizzazione ed altro toglie lavoro, sbaglia, rende competitivi e supporta il lavoro. Bene, grazie Franco. Adesso entriamo nel vivo del nostro argomento e appunto chiedo a Giorgio proprio da cosa è nata l'esigenza di questo progetto. Vi ricordo che Friuli Italia è stata premiata per aver introdotto in maniera esemplare la digitalizzazione nelle attività del controllo qualità in particolare, e quindi chiedo da quale esigenza siete partiti e se ci racconti un po' in generale il progetto di trasformazione digitale che state sviluppando. Sì, allora direi che il progetto nasce sostanzialmente da 2 esigenze. Una è quella, insomma, abbastanza ovvia ed evidente della customer satisfaction. Noi vogliamo evitare che arrivino al cliente finale mobili con difettosità, e per cliente finale si intende veramente il consumatore finale. Ripeto, noi forniamo IKEA, quindi se ognuno di noi quando va a comprare un mobile non riesce a montarlo perché c'è un difetto, ovviamente non è molto contento. Questo è un parametro molto importante per il nostro cliente diretto, quindi IKEA. Per cui la prima è una ragione di assicurazione qualità della nostra produzione. La seconda è, l'ho citata prima, la competitività. Noi da un lato dobbiamo limitare lo scarto, che è un costo inutile, e dall'altro vogliamo anche rimanere competitivi spingendo l'automazione sulle nostre linee di produzione e di assemblaggio. Per fare questo bisogna che i macchinari mandino avanti un prodotto controllato. Da qui la necessità di integrare nelle nostre linee di produzione dei sistemi di visione capaci di rilevare la qualità e gli errori di lavorazione in tempo reale, il che per noi non è banale, vista la velocità alle velocità alle quali volano le nostre linee. Quindi la difficoltà sta nel trovare i difetti nelle condizioni ambientali in cui le telecamere si trovano ad operare, alte velocità e vibrazioni. Questo per rispondere un po' alla domanda. Grazie. Aveva una domanda Franco, credo. Sì, in senso specifico, convivere con un padrone che ha un successo misurato dai volumi, dalla soddisfazione del cliente, eccetera, eccetera. Tu sei ingegnere, di là c'è un altro ingegnere, come fai a spiegargli la tecnologia? Che intuito ha per le tecnologie? Il DNA di questa azienda, perché il DNA di questa azienda si chiama McCann, giusto? Cioè, io ne sono affascinato, però il DNA. Cioè, come si coniuga? Ma direi che non è un problema, la tecnologia la spiega lui a noi, nel senso che è una delle sue, credo, passioni, oltre al mondo della produzione più in senso lato, sicuramente l'evoluzione tecnologica è una delle sue passioni. Quindi la spiegazione non è difficile, è una persona estremamente attenta ai dettagli, che si appassiona all'innovazione tecnologica. Con zero compromessi, scusami, perché quando vuole la tecnologia sei già in ritardo a dargliela. Sì. Quindi è sicuramente lui che ci sprona in questa direzione, per cui nessun problema. Ecco. Però forse Alessio ci può raccontare un po' più nel dettaglio gli step principali di questo progetto e farci capire un po' di più quali tecnologie in particolare sono state impiegate. Beh, sicuramente uno dei primi step, anzi il primo step in assoluto, è stato un grosso lavoro di analisi preliminare
che è consistito in quella che si chiama caratterizzazione di processo e di prodotto. Esiste una molteplicità di soluzioni e di tecnologia disponibile nel mercato. La prima cosa è consistita appunto nel mappare le nostre linee, che sono molte, e nel capire quali dovevano essere le caratteristiche di un sistema di visione che si adattasse nel migliore dei modi ai nostri processi e ai nostri prodotti. Infatti parliamo di caratterizzazione di processo e di prodotto. Caratterizzazione di processo, abbiamo linee complesse e partiamo dal grezzo e arriviamo fino all'imballo finale, quindi la sequenza di operazioni, il ciclo di lavoro, le trasformazioni che effettuiamo sono molte e presentano una grossa variabilità. Sono state prese in esame tutte le variabili di processo, la tipologia di macchinari, la tipologia di rivestimenti, le velocità di linea, le tipologie di attrezzaggio, le macchine, le velocità stesse di processo, le differenti tipologie di trasporto. Sicuramente la caratterizzazione di questi elementi è stato il primo step. E poi la caratterizzazione di prodotto, perché il prodotto che noi facciamo comunque presenta delle differenziazioni intrinseche molto importanti ai fini della scelta del sistema di visione. Parlo di differenze di colore, dimensionali, di spessore, di tipologia di rivestimento. Facciamo dei rivestimenti in carta, abbiamo a volte delle superfici riflettenti. Quindi questo lavoro è stato un po' il cuore del progetto per consentirci di scegliere quelle che erano le differenti soluzioni tecnologiche che ci sono sul mercato, ovviamente che vengono vendute da vari fornitori, e scegliere quelle che si integrassero nelle nostre linee, nella diversità nelle nostre linee, considerando anche gli sviluppi futuri. Quindi, caratterizzazione di processo di prodotto, sono poi capite quelle che erano le esigenze e le modalità di controllo per capire anche, capendo anche quali erano le variabili, le criticità di processo in termini di generazione dei difetti sulle nostre linee e quindi come e in che modalità volevamo controllare questi processi, cosa andavamo a cercare. Al tempo stesso anche la modalità di gestione dei dati, avendo molte linee che generano 30, 40, anche 50 pezzi al minuto, anche l'archiviazione dei dati, delle immagini stesse era un elemento importante. La tracciabilità dei dati a fronte di eventuali, diciamo, reclami di clienti futuri. Quindi sono stati tutti elementi molto importanti e che hanno contribuito poi alla scelta di quelle che erano le migliori tecnologie identificate nel mercato. Sono stati eseguiti dei test fuori linea inizialmente per comunque consentirci di centrare un po' meglio le nostre scelte, di fare già delle valutazioni preliminari senza entrare in linea, perché ovviamente testare fuori linea ci consente di provare un sistema un po' più scarno, un po' più essenziale, di fare delle valutazioni anche senza interferire con i normali processi produttivi e dopodiché si è proceduto con l'emissione degli ordini e con l'installazione dei sistemi in linea veri e propri, giungendo a delle soluzioni tecnologiche centrate su quelli che sono i nostri processi, che fondamentalmente si sono suddivise in telecamere di tipo sia lineare che di tipo matriciale e non secondario, anzi uno degli elementi fondamentali del progetto è stato come integrare la telecamera, quindi il sistema di visione, l'illuminazione, perché parlare di telecamera senza illuminazione non si può, sono elementi che vanno visti insieme, e il software, perché anche il software, la capacità poi di creare degli algoritmi per il riconoscimento efficace degli errori è stata il terzo, diciamo, punto cardinale, elemento importantissimo del progetto. Bene Alessio, abbiamo parlato, si accennava già prima, a quanto strategiche siano in progetti come questo le competenze, no? Sia dal punto di vista dei fornitori esterni, che mi pare di capire a quanto stavi accennando, insomma ci sia stato un processo abbastanza complesso anche sulla scelta e appunto di fornitori e soluzioni, ma anche rispetto alle risorse umane interne. Quindi vi chiedo ad Alessio e a Giorgio
come avete appunto lavorato con i fornitori e se e con le competenze interne anche, cioè se è stato anche necessario prevedere una formazione per i dipendenti. Beh, per quanto riguarda i fornitori esterni, sicuramente il loro coinvolgimento è stato fondamentale. Esistono numerosi fornitori di questa tecnologia, sia di telecamere che di sistemi di illuminazioni che di relativi software. A volte ci si è dovuti rivolgere a fornitori che integrano a loro volta questa tipologia di dispositivi nei loro sistemi e che poi sviluppano gli algoritmi di controllo e di verifica. Quindi sicuramente il confronto con le competenze di chi forniva l'hardware, anche con una certa tipologia di letteratura scientifica, anche delle tesi di laurea sono state consultate, e con i fornitori delle varie tipologie di telecamere che ci hanno spiegato nel dettaglio le loro caratteristiche funzionali, prestazionali, e di come queste si integrassero con i sistemi di illuminazione che presentano anch'essi una variabilità intrinseca veramente elevata, è stato uno degli elementi importanti che ci ha consentito di, come nell'analisi di processo di prodotto, di capire quale era il prodotto che meglio si confaceva alle nostre esigenze produttive. Forse Giorgio voleva aggiungere. Dal mio punto di vista completerei la risposta per quanto riguarda le persone. Questo è un progetto complicato perché richiede una trasversalità di competenze. Quindi il primo passo che abbiamo fatto è stato quello di costituire un team di lavoro trasversale che Alessio guida, ma nel quale ovviamente non è solo, per cui oltre all'ufficio impianti, che è quello che poi da noi installa e implementa la tecnologia, fanno parte di questo team il gruppo della qualità, perché chiaramente dobbiamo andare in cerca di difetti, quindi la qualità è quella che è in grado di indicarci le specifiche dei difetti da ricercare, e anche applicazioni, diciamo anche a volte aspetti che possono sfuggire durante lo sviluppo di un progetto tecnologico, ma che bisogna considerare perché l'IKEA e gli altri clienti hanno tutta una serie di specifiche che noi dobbiamo rispettare, quindi loro in quanto tenutari e custodi di queste specifiche sono in grado di indirizzare e suggerire nel caso che ci possano essere delle problematiche di questo tipo. E naturalmente poi la produzione. Una delle cose che caratterizza lo sviluppo dei nostri impianti è che i nostri impianti vengono sempre sviluppati a stretto contatto con chi li deve utilizzare. Quindi parte del team è il gruppo di persone che poi va tutti i giorni ad impiegare questi macchinari. Quindi questa è stata un po' la sfida. Tra l'altro le tecnologie che stiamo implementando sono anche abbastanza innovative e complesse, quindi diciamo costituiscono una bella sfida e un arricchimento professionale per chi ci lavora. Vai Franco. Domanda birichina per chi vuole, forse per Alessio. Si vede meglio l'uomo o il sistema? La domanda è birichina. Devi accendere il microfono, Alessio. Si sente adesso? Sì, sì. La domanda è sicuramente molto centrata. Allora, direi che in linea di massima direi questa risposta. Il sistema di visione è in grado sicuramente di vedere dove l'occhio umano non vede, perché siamo arrivati all'identificazione di... Cioè, se andiamo a vedere esattamente alcuni fotogrammi che riusciamo a estrapolare da una linea a 90 metri al minuto, è impensabile che l'occhio umano riesca a discernere con una tale risoluzione i fotogrammi.
E sfido chiunque a 90 metri al minuto a fare a vedere se c'è un puntino in un pannello in movimento. Direi che a volte una delle grosse difficoltà è stata che questi sistemi ci vedano troppo bene, perché tante volte una delle criticità è stata appunto correlata al fatto che magari fermavano, davano un segnale di, diciamo, di pezzo non conforme anche a fronte di un piccolo granello di polvere o di segatura che c'era sul pannello. Quindi diciamo l'uomo ci vede bene, la fotocamera ci vede meglio, però ha bisogno dell'intelligenza dell'uomo per renderlo un sistema di visione intelligente. Quindi abbiniamo l'intelligenza dell'uomo all'efficacia della tecnologia. Mamma mia che risposta, e non ci eravamo messi d'accordo, giuro, però man-machine interface è evidentemente uno dei temi aperti fondamentali in un'azienda che di tecnologia ne mangia ogni mattina. Io non ho mai pensato di dove è arrivata, e questa integrazione verso l'uomo potenziato, quindi un po' di intelligenza umana che insegna l'intelligenza artificiale, è una delle sfide. Bravo Alessio. Grazie. E invece sui vantaggi ottenuti da questo sviluppo, chi ci vuole, entrambi, chi ci vuole raccontare un po'? Ci sono stati dei vantaggi diretti e dei vantaggi indiretti. Magari Alessio può parlare dei vantaggi diretti, tecnologici, diciamo, e io poi magari chiudo con i vantaggi accessori. Dal punto di vista tecnologico, il primo vantaggio sicuramente era stato rappresentato dalla consistente riduzione delle non conformità generate. Delle non conformità generate non solo al cliente, ma anche diciamo dalle nostre linee successive. Una nostra linea di trasformazione a sua volta genera un output che passa a un'altra linea di trasformazione, a un altro processo. Parlando soprattutto di errori di foratura, abbiamo avuto linee dove gli errori sistematici di foratura sono stati ridotti della totalità. Parlo di errori dovuti per esempio alla rottura di una punta, a un errato attrezzaggio, a un errore di una foratrice che perde il passo. Sono stati ridotti sulle foratrici e sulle macchine dove sono state installate, oserei dire con una percentuale vicina al 100%. E si sta lavorando anche molto sull'eliminazione degli errori casuali, sia correlati alla foratura, sia che ai difetti superficiali. E al tempo stesso, come dicevo prima, uno dei, diciamo, dei fronti sui quali si sta ancora lavorando è comunque una riduzione molto consistente di quelli che sono i falsi positivi. Falsi positivi intendevo quello che un po' ho accennato nella spiegazione precedente. I sistemi di visione presentano una risoluzione intrinseca talmente elevata che se gli algoritmi di calcolo e i settaggi non vengono correttamente gestiti, anche quelli che non sono difetti vengono riconosciuti come tali. Quindi il contenimento a un livello efficace di questi falsi positivi, che in certe linee abbiamo ridotto quasi allo 0,2, 0,3 o anche inferiore al 0,1%, è stato sicuramente uno dei grossi, uno dei grossi benefici che stiamo raggiungendo. Comunque in primis sicuramente è stata il miglioramento, il grosso salto di qualità che abbiamo fatto nei miglioramenti qualitativi di processo, quindi nella riduzione degli scarti. Bene. Giorgio, accendi il microfono. No? Non l'hai acceso? Ok. Ecco, adesso dovrebbe essere acceso. Sì. Ci siamo persi se c'era qualche... Ah sì, la mia parte, i contributi accessori. Allora, dal punto di vista dei contributi accessori, direi due importanti. Uno l'ho già anticipato prima ed è quello dell'aumento della competenza che si accompagna con l'introduzione di queste tecnologie in azienda. Quindi è una nostra crescita continua che serve a distanziarci
riteniamo anche dai competitor. Il secondo grosso vantaggio che vediamo è la possibilità di accrescere l'automazione in fabbrica, che è uno delle chiavi per il mantenimento della competitività a livello globale. Diciamo che noi siamo particolarmente complicati rispetto ad altri perché non abbiamo un prodotto e basta, abbiamo una gamma di prodotti notevole, quindi la complicazione nell'introduzione dell'automazione sta nel riuscire a gestire tutto questo. Riteniamo che la visione ci possa aiutare in questo cammino. Senti Giorgio, un'ultima domanda prima di passare alle domande dal pubblico e anche ovviamente se Franco ha qualcos'altro da aggiungere. Volevo chiederti, per Friuli Intagli volevo capire cosa significa essere un'azienda faro, cioè un esempio, no, per il territorio. Se apprezzate e condividete questa iniziativa e anche che consigli dareste alle aziende regionali che volessero percorrere questa stessa strada, questo stesso percorso. Beh, allora, sicuramente ci ha fatto piacere, è un riconoscimento importante essere fra una delle aziende leader della regione in campi, in settori molto diversi fra loro, è una cosa che penso abbia riempito di orgoglio tutti in azienda. Dal punto di vista concreto, questo ci permette di essere in contatto con realtà che sviluppano e trovano soluzioni a problemi spesso comuni, benché in settori completamente differenti. Mi fa piacere magari citare un esempio. Abbiamo già visto in una precedente puntata il caso dell'Electrolux, che ha un sistema di gestione delle persone, dei turni e quant'altro. Loro fanno lavatrici, noi facciamo mobili, quindi due oggetti differenti, ma le problematiche di ottimizzazione della produzione sono alla fine le stesse. E quindi essere in contatto con una realtà leader come sono loro, che ha già lavorato su certi temi e ci può mettere in contatto con esperti del settore, per noi è un grande valore aggiunto. Quindi il mio suggerimento è per le aziende del territorio, magari anche quelle più piccole che hanno meno possibilità, meno mezzi di grandi aziende, di entrare a far parte di questo mondo, perché credo che non sempre ci sia da inventare, a volte basta copiare o perlomeno bene, diciamo, prendere l'ispirazione dalla strada che altri hanno già aperto e adattarla alle proprie necessità. Ed è proprio questa, diciamo, l'intenzione di questa iniziativa. Mi toccherà invitarlo a cena, cosa pensi? Visto che siamo amici. Se Alessio ha dato una risposta tecnologica giusta e importante, io ne ho una di quelle che esprimono le domande del territorio. Sei la più grande azienda produttrice di mobili kit del mondo, giusto? Che è grande, buono, eccetera, eccetera. La crescita è un obbligo. Dove cresci? Cosa fai? Perché hai la miglior tecnologia, sei il più grande al mondo, ma se ti fermi, il territorio gli dispiace moltissimo. Cosa vi inventate? Allora, la crescita intanto non finisce mai, perché opportunità sul mercato se ne presentano in continuo. Direi che noi cresciamo sia in termini di mercato, servendo grossi gruppi di retail, ma cresciamo anche in altri settori. Non molti lo sanno forse, ma noi abbiamo anche una divisione contract che si occupa di servire il settore del contract, appunto, quindi la costruzione di edifici, soprattutto
penso al Nord America, che poi vengono arredati e in cui appartamenti vengono venduti, o piuttosto che alberghi. Quindi navi, qualsiasi cosa possa essere equipaggiato col nostro prodotto, per noi è un'opportunità di crescita. Crescita poi, come dicevo, è non solo una crescita di fatturato, ma è una crescita anche di tecnologia, quindi la continua evoluzione che ci permette di rimanere sul mercato. Non sempre la crescita di fatturato è la cosa da perseguire nell'immediato, a volte ci si può anche stabilizzare e mettere in ordine i propri processi per poi fare il passo successivo nella crescita del fatturato. Quindi direi che il bilancio delle due cose. Bene, allora passerei alle domande dal pubblico. Allora, ci chiedono, avete implementato un sistema di raccolta dati e gestione nella logica del 6 Sigma? Lo applicate per attributi e per variabili? Mi riferisco in particolare al controllo estetico. Non so chi vuole rispondere. Allora, sicuramente, lo accennavo in parte prima, molto importante fosse la raccolta dati. Sì, stiamo implementando il sistema Six Sigma, o comunque di base siamo partiti comunque con l'analisi delle gaussiane per quanto riguarda la distribuzione degli errori, sia per quanto riguarda gli errori di foratura, sia per quanto riguarda i difetti superficiali. In che termini? In particolare le variabili con cui abbiamo, diciamo, caratterizzato gli errori e i difetti relativi ai difetti superficiali. Siamo anche entrati a un livello di dettaglio superiore al dire c'è o non c'è il difetto. L'abbiamo discretizzato in base all'estensione del difetto e alla numerosità del difetto, nel senso un pannello può essere scartato o considerato scarto se un difetto è molto grande o se ne ho tanti molto piccoli. Quindi l'analisi gaussiana e comunque l'impostazione, le basi statistiche, l'analisi dati è stata impostata considerando il valore di scarto assoluto, ma anche discriminando a livello qualitativo e quantitativo quelle che sono le tipologie di errori. Ok, grazie Alessio. Una domanda successiva. L'efficacia raggiunta rispetto al mercato, in che ordine di grandezza si misura? Forse sì, sempre a te mi sa questa. Sì, diciamo, noi partiamo soprattutto da quelle che sono le contestazioni ufficiali che ci vengono date dal cliente, e in certi casi, come dicevo, come accennavo, su certe linee sono state ridotte, possiamo dirlo a zero. L'altro aspetto più importante è stata l'eliminazione degli scarti generati in sé da una linea, perché il sistema di visione li identifica, ma non sempre questo vuol dire che la linea non ne genera più. L'aspetto importante, perché gli errori sistematici e casuali, poi noi stiamo lavorando a monte per far sì che le linee producano meno scarti, i nostri processi, perché i nostri processi sono frutto della linea e del personale che ci lavora, però una riduzione degli scarti superiore al 70-80% è comunque stata già consolidata, perché una delle criticità correlate al non avere i sistemi di visione è che quando si manifestava una problematica sistematica, esempio si rompe una punta, se il sistema non la intercetta in maniera tempestiva, io me la ritrovo su tutti i pezzi successivi, e su linee che fanno dai 30 ai 40 pezzi al minuto, ben capite che se per 5 minuti o 10 minuti non faccio controllo, che numero di scarti mi trovo a valle del processo. In certi casi i pezzi si possono recuperare, in certi casi no. Quindi la riduzione di scarti anche sul fronte interno è stata considerevole. E a proposito di criticità, la prossima domanda chiede che criticità e resistenze avete trovato per l'applicazione del progetto. Un po' ce le hai raccontate, però... Sì, diciamo, a completare quello che avevo detto, sicuramente le variabili stesse delle nostre linee hanno rappresentato una criticità, soprattutto su linee installate da più anni. Spesso gli spazi dove andare a inserire questi sistemi di visione erano ovviamente ridotti, e quindi si è dovuto lavorare molto anche sugli interventi di meccanica.
si sono dovute eliminare o ridurre al minimo certe derive che i processi di trasformazione, le linee di per sé hanno, parlo per esempio di slittamenti, oscillazioni, e la variabile stessa di prodotto, parliamo di pezzi che possono avere uno spessore dai 15 mm ai 45, quindi anche questo per un sistema di visione è importante, perché le distanze dei sistemi di illuminazione e delle telecamere hanno comunque la distanza dal punto di osservazione, è un parametro importante. Questo perché lo dico? Perché il nostro obiettivo non è solamente quello di integrare un sistema di visione in una linea, ma dobbiamo anche cercare di trovare una soluzione standardizzata e che si riesca con degli adattamenti, diciamo, gestibili a livello anche tecnico-economico a integrare su varie linee. All'inizio si era pensato a delle soluzioni iniziali, ma sarebbero state soluzioni con una customizzazione fortissima. Ogni linea avrebbe dovuto trovare, diciamo, una sua meccanica, un suo sistema di visione integrato, una modifica alla linea stessa. Quello che noi dobbiamo fare adesso è cercare una soluzione che sia efficace, ma che possiamo replicare in maniera, diciamo, più o meno standardizzata su tutte le linee. Perché poi il sistema di visione ci dà un grosso beneficio, però comunque parliamo di sistemi la cui implementazione ha dei costi, e quindi è nostro compito trovare una soluzione sia efficace ma anche che ci consenta di contenere i costi di implementazione. Quindi, diciamo, efficace, dobbiamo innovare ma anche al tempo stesso industrializzare quella che è la soluzione e la sua applicazione sulle nostre linee. Bene, andiamo veloci anche con le risposte perché stanno arrivando tante altre domande. Secondo me questo è per Giorgio. Friuli Italia ha dei processi produttivi completi, entra il materiale grezzo ed esce fuori il prodotto finale. Chissà se la famiglia McCann in futuro possa pensare di vendere il prodotto senza passare per l'IKEA, creare il proprio brand. Ma allora, di fatto, come dicevo prima, un po' lo stiamo già facendo, nel senso, noi lavoriamo per i principali gruppi di retail, le competenze per disegnare i mobili ce le abbiamo, tant'è che, come dicevo prima, noi abbiamo una divisione contract che fornisce degli arredi chiavi in mano. Non è un brand, ma insomma è comunque un modo di vendere il nostro know-how sul mercato. Fare concorrenza a IKEA la vedo un pochettino più impegnativa. Giorgio, secondo me anche questo è per te. Cosa state facendo in termini di sostenibilità, soprattutto ambientale? Ma allora, noi su questo fronte siamo impegnati da anni. Direi che non solo noi ci dobbiamo confrontare con delle normative come a livello europeo, a livello mondiale, come la REACH, che riguarda le sostanze potenzialmente pericolose contenute all'interno dei prodotti che produciamo, quindi noi per produrre e commercializzare dobbiamo soddisfare queste normative, ma allo stesso tempo noi manteniamo aggiornati i nostri impianti cercando di ridurre le emissioni, ridurre l'utilizzo dei gas serra all'interno dei nostri impianti, ridurre anche il consumo di energia elettrica, il che ha anche ovviamente un beneficio economico, però è un'attenzione anche nei confronti dell'ambiente. Ricordo che uno dei nostri clienti principali ha una roadmap per il 2030 che parla di sostenibilità e di impatti ambientali. Quindi anche qualora noi non volessimo farlo, ma non è questo il caso, lo facciamo. Per fortuna costretti. Siamo misurati annualmente sui nostri progressi. Quindi... E poi ogni tanto chiedi delle cose al polo. E poi ogni tanto chiedo delle cose anche al polo, in modo da trovare delle vie innovative per migliorare il nostro impatto. Bene, altre due domande un po' più tecniche, però ditemi voi se è questo il luogo, perché ce n'è una un po' parecchio complessa, bisognerebbe forse ricominciare da capo. Allora, una secondo me non è così complessa, che chiede
Come mantenete pulite le ottiche, camere e illuminatori? Il microfono, Alessio. Ok, allora ci sono allora fondamentalmente noi abbiamo i sistemi di ottiche vengono integrati in un box specifico che viene mantenuto, quindi di per sé l'involucro stesso, quindi tramite dei carter, mantiene il sistema intrinsecamente pulito. Poi ci sono all'interno dei sistemi di soffiatura integrati in corrispondenza di lenti e illuminatori. Abbiamo anche implementato degli algoritmi, o comunque anche la scelta dei sistemi di visione e dell'illuminazione è stata fatta in modo da eliminare o quindi diciamo filtrare l'effetto dello sporco, perché comunque parlando di elettronica anche l'applicazione dei filtri viene fatta, parliamo di filtri elettronici per far sì che questi sistemi, così come esiste in molte altre applicazioni ottiche, non siano inficiate le letture dalle polveri di lavorazione. E poi infine comunque prevediamo una pulizia perlomeno settimanale dei sistemi, considerando che i clienti lavorano 24 ore su 24, e comunque vediamo che le performance dei sistemi è mantenuta ed è, insomma, non inficia la lettura. Bene, ultima domanda, complessa. Come siete riusciti a integrare la produzione con obiettivo la riduzione degli scarti, con la gestione, facendo dialogare hardware e software, come si interfacciano i sistemi? In questo settore, come vedete il futuro? Come agevolerà il vostro lavoro il 5G, connettività veloce ed hardware per far dialogare hardware e software? Ma allora, diciamo che l'aspetto 5G è un po' più complesso. Magari lo però rimandiamo ad un'altra... Sicuramente, come anche accennavo prima, l'integrazione di hardware, e quindi intendo telecamere, ottica e software, è stata comunque l'elemento vincente. Da tutto quel lavoro di analisi dei processi che abbiamo fatto all'inizio, ne è uscita cosa? Una specifica tecnica, un documento che ha proprio definito, con il quale abbiamo definito in maniera molto esaustiva, si tratta di molte pagine, quelle che dovevano essere non solo le caratteristiche del sistema di visione, quindi precisione, accuratezza, risoluzione, ma anche abbiamo già declinato tutti quelli che erano gli aspetti software in termini di cosa vedere, cosa non vedere, come discriminare le varie tipologie di errori, in quali casi fermare la linea, in quali non fermarla, come filtrare gli effetti, diciamo, della polvere, e al tempo stesso anche come andare a scansire, visionare il pannello a livello di risoluzione, di campionamento. Quindi diciamo è stato redatto un documento anche specifico che condiviso con i vari fornitori e poi richiesto a livello contrattuale, che spiegasse come, diciamo, che desse, diciamo, una base di partenza già molto dettagliata su come il software dovesse essere scritto. Le tecnologie, soprattutto dei dispositivi hardware, sono in continua evoluzione, quindi sicuramente anche l'aspetto di immagazzinamento e trasferimento dati, che comunque è un aspetto comunque complesso e importante, perché acquisire fotogrammi a 90 metri al minuto vuol dire acquisire una mole di immagini e elaborare una mole di immagini al secondo veramente enorme. Lo sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di reti e integrazione in questo senso ci darà sicuramente una grossa mano per il futuro. Bene, bene, grazie. Allora siamo in chiusura, puntuali come sempre. Chiudiamo qui questo Digitalk dedicato a Fiolintagli. Vi diamo un arrivederci alla prossima Storia dei Fari, che è in programma, ricordatevelo, giovedì prossimo, il 2 luglio, con Premec High-Tech. Parleremo di process monitoring e di misurazione delle performance in tempo reale. Prima di chiudere, volevo segnalarvi un altro appuntamento, che è il prossimo DigiTool, il ciclo di webinar informativo su aspetti delle tecnologie abilitanti e sugli strumenti appunto tecnologici. Martedì 7 luglio è in programma il valore economico dei dati,
strategie, asset aziendali e nuovi modelli di business. Scopriremo come gestire, analizzare e valorizzare i dati per modificare e migliorare le strategie e modelli aziendali. Comunque trovate tutto sul nostro sito web. Saluto i nostri ospiti, Giorgio Bobbio, Alessio Mazzocco e Franco Scolari, e vi do buonasera a tutti e vi do una buona serata anche a tutti voi che ci seguite ogni settimana. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao a tutti, grazie a voi.